Buongiorno, oggi prepareremo delle girelle di crespella con il radicchio spadone tardivo e formaggio montasio. Gli ingredienti che useremo saranno inizialmente il radicchio, che verrà tagliato a pezzettini, poi fatto rosolare con un po' d'olio di burro e aglio, quindi tenuto in parte. Il resto facciamo invece la preparazione della base della crespella, che è farina con latte, con l'aggiunta di uova, con l'aggiunta di un pizzico di sale marino. Tutti i prodotti sono del territorio, quindi dopo aver lavato il radicchio, sgocciolato, tagliamo a pezzettini il radicchio, che poi andremo a passare in padella con sapore di aglio, che facciamo rosolare l'aglio leggermente nel burro, in modo da creare la base di questa salsa. Bene, a questo punto noi ci prepareremo la base delle crespelle, quindi avremo della farina setacciata, aggiungeremo il latte, abbiamo creato una crema di una certa densità. Ora, pizzico di sale di mare, sale fino, sgusciamo le uova, battiamo molto bene, la densità è giusta, aggiungeremo dell'olio extravergine di oliva, invece di ungere la teglia volta per volta ci aggiungeremo della base, così abbiamo già il pronto in modo che non attacchi. Adesso stiamo preparando quello che può essere poi il ripieno della nostra crespella, quindi grattugiamo del formaggio semistagionato. Adesso andiamo a preparare le crespelle, quindi padella larga, leggermente unta con olio, che poi andremo a fare le frittatine. Dopo questa volta non serve più ungere, abbiamo versato la sua salsa. Adesso aspettiamo che il calore non troppo alto ci tende a far colorire i bordi leggermente di rosso, così sappiamo che dall'altra parte è pronta da poter girare. Abbiamo terminato la cottura delle nostre frittatine o crespelle, dopodiché andremo alla preparazione della base della cottura del radicchio. Adesso andiamo a far sciogliere il burro di latteria di panna, quindi pastorizzata, non burro di siero. Aggiungiamo uno spicchietto d'aglio che lo facciamo praticamente insaporire col burro. Il burro è sciolto, aggiungiamo il nostro radicchio, tagliato in precedenza, ho aggiunto un goccettino di brodo vegetale, adesso lo lasciamo cuocere, copriamo per 5 minuti e quindi poi avremo la base pronta. Si è asciugato bene, togliamo l'aglio e adesso andiamo a metterlo in una bacinella e subito aggiungeremo il formaggio in modo che si inizi la prima cremosità. Aggiungiamo l'uovo e aggiungiamo il nostro montaggio grattugiato. Lo metteremo a raffreddare. Andiamo a fare 1 litro di besciamella. In questo caso ci basterà mezzo litro. Useremo 50 grammi di farina, 50 grammi di burro. Lo metteremo a sciogliere in una casseruola. Al che, quando sarà leggermente rosolato, aggiungeremo 50 grammi di farina. Abbiamo il burro che sta sciogliendo e aggiungeremo la farina e la facciamo rosolare leggermente. Eccoci qua il latte. Se è a ebollizione il latte tenderà a fare i grumi. La nostra salsa è quasi pronta, cremosa. Deve avere una giusta densità che andremo anche questo a raffreddarla. Noi faremo una base quadrata, faremo la farcitura, arrotoliamo. Quindi possiamo tagliare così. Questo chiamiamolo rifilatura, non vanno buttate, anzi le possiamo mettere all'interno della farcitura che poi andiamo a preparare. Quindi abbiamo il radicchio che l'abbiamo scottato, abbiamo aggiunto l'uovo, abbiamo aggiunto una parte di formaggio grattugiato, adesso andiamo ad aggiungere ancora una parte di besciamella
che nel frattempo si è solidificata, andiamo a mescolare. Tengo a precisare che per la nostra preparazione, nel caso ci sia per persone che devono gustare il prodotto però affinato, questa preparazione non deve essere con grumi, o meglio il radicchio deve essere cremoso, perché nell'insieme la cremosità gli permette proprio di deglutire molto bene. E andiamo a stendere sulle crespelle, va bene? In questo caso noi faremo per più porzioni. Ecco che le nostre crespelle tagliate in quadro ci serviranno proprio per fare più farciture. Andiamo a rotolare molto bene, così. Lo mettiamo in posizione di poterlo mettere in frigorifero a raffreddare per almeno qualche ora. Così, qua, stendiamo bene. Adesso noi dopo 3 ore di frigorifero abbiamo praticamente il nostro rotolo raffreddato. Tagliamo le estremità, che le teniamo in parte poi per fare la preparazione omogenizzata. Tagliamo a pezzi di circa 3,5 cm circa. Sopra poi ci metteremo della besciamella, una glassatura di besciamella, un po' di formaggio grattugiato e alcune gocce d'olio e passeremo in forno a 200 gradi per fare la gratinatura. Bene, a questo punto noi ci metteremo un po' di formaggio grattugiato, goccioline di burro fuso. Bene, adesso andiamo a gratinare. Circa 15 minuti, poi andremo a togliere. Nella casserolina ci mettiamo dentro della besciamella, circa un 3 cucchiai, ci metteremo della panna da cucina e la facciamo andare a bagnomaria, ma dobbiamo dare colore al piatto. Aggiungiamo alcune gocce di zafferano fatto sciogliere, perché questo ci dà quel colore che a noi ci interessa per creare poi quello che è chiamato la sensazione visiva, e la mettiamo a bagnomaria. Così abbiamo fatto la gratinatura. Teniamo in considerazione per l'uso che dobbiamo fare, la gratinatura non è in crosta ma morbida, come abbiamo aggiunto gli ingredienti in modo che abbia la sua morbidezza. Adesso andremo ad impiattare. Abbiamo ridotto la cremosità, che poi può essere aggiunta più o meno con del liquido per renderlo più o meno morbido. Noi abbiamo fatto questa base che poi la metteremo insieme all'altra. Anche qui ci facciamo una piccola guarnizione, così, e così abbiamo anche qui il nostro preparato. Potete vedere, abbiamo la crespella, il rotolino, la girella preparata prima. Qui abbiamo una base di triturazione media con pezzettini chiamati in francese brunoise, pezzettini piccolissimi. Il resto lo abbiamo passato nell'omogenizzatore e le abbiamo dato un po' di colore con un po' di zafferano, e quindi a questo piatto diventa appetibile.